Un grande mandi a tutti e un grande saluto a tutti. Dobbiamo nuovamente dare spazio al comitato dei promotori della proposta di legge regionale a iniziativa popolare per la istituzione di due soli enti locali di area vasta intermedi tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comuni, uno per il Friuli e uno per Trieste. Sempre in relazione alla proposta, il cui testo è pubblicato sul sito web www.friuli-trieste.org, per pubblicare una breve introduzione alla conferenza stampa appena tenuta ad Aquileia il 7 luglio del 2026. Era stata affidata a me nel contesto della città di Aquileia, che non è solamente un luogo neutrale, diciamo a metà strada per tutti, ma anche la madre di tutto il Friuli, non solamente dal punto di vista storico, ma anche spirituale, e non certo a caso è stata proposta quale capoluogo per il nuovo ente locale unitario di area vasta che proponiamo per il Friuli. Abbiamo infatti deciso di iniziare la nostra raccolta firme alle radici più profonde della nostra storia. Non conta minimamente quale iniziativa legislativa venga approvata per prima, ma quella che entrerà in vigore successivamente. Il Consiglio regionale non potrà votare sulla nostra prima dell'esito di un referendum obbligatorio reso necessario dalla nostra proposta di sostanziale macro fusione dei vecchi 3 enti locali intermedi situati sul territorio friulano. La nostra proposta di legge regionale binaria per la istituzione di 2 soli enti locali di area vasta, oltre a semplificare e razionalizzare anche i costi degli enti locali intermedi nella regione autonoma F-VG, dimezzandoli, ha come ulteriore obiettivo il raggiungimento della piena unità geopolitica di tutto il Friuli, geografico, storico, linguistico, culturale, dall'Ivenza al Timavo, con metodo democratico, poiché il popolo è coinvolto non solamente nella prima fase dell'iniziativa, ma anche in occasione del referendum consultivo obbligatorio sulla modifica dei vecchi confini provinciali previsto dall'articolo 8,1 del decreto legislativo di attuazione dello Statuto Speciale numero 9 del 1997. La nostra proposta è simmetrica, in quanto tende a trattare allo stesso modo entrambi i 2 territori che compongono questa regione autonoma Friuli F-VG, contrattino, quantomeno duale. La nostra proposta è l'unica in grado di coniugare la formalmente mantenuta unità regionale con la piena unità friulana. Si tratterebbe di un riequilibrio geopolitico di portata storica. La nostra proposta è corredata da una relazione illustrativa che ne riassume il merito. L'articolo 1 prevede gli elementi essenziali di costituzione di tali 2 enti pubblici territoriali intermedi. L'iniziale proposta confinaria viene situata presso la foce del fiume Timavo in corrispondenza del limite della zona A del territorio libero di Trieste. In relazione al Friuli è poi necessario prevedere una regola generale che riconosca la città di Aquileia quale centro morale di massimo rilievo internazionale UNESCO e di indiscusso riferimento per tutto l'intero territorio friulano, affidando nel contempo al Consiglio rappresentativo di tutti i friulani nuove forme di condivisione del potere e anche degli uffici diffusi sui 3 precedenti capoluoghi provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine, senza interferenze esterne, per effetto di necessaria previsione statutaria apposita, che spetterà esclusivamente a tale nuovo ente locale adottare. L'articolo 2 riconosce le funzioni proprie attribuite e quelle ulteriori delegate da attribuire a tali 2 enti locali di area vasta, sulla base del principio di sussidiarietà verticale, con conseguente tendenza alla loro attribuzione a livello di governo maggiormente vicino ai cittadini.
L'ultimo comma costituisce una importante clausola di tendenziale trasferimento a entrambi i nuovi enti di area vasta di tutte le funzioni amministrative non inscindibili. Tale clausola risulta molto ampia, trasversale e quindi potenzialmente in grado di riguardare tutte le materie di competenza regionale. Risulta pertanto più ampia rispetto all'ultimo emendamento. L'articolo 3 riconosce l'autonomia di indirizzo politico e le forme statutarie e regolamentari di autonomia normativa proprie di tali enti di area vasta. Particolare attenzione è dedicata in tale sede sia al plurilinguismo regionale sia alle forme di partecipazione democratica diretta di tutti i cittadini. L'articolo 4 regola ogni questione relativa agli organi, prevedendone ad esempio la composizione e le concrete modalità di elezione diretta, attingendo solo a esperienze pregresse e consolidate sul territorio regionale. I seggi sono per quanto possibile limitati. Divieto del terzo mandato esteso a tutti gli eletti. Vi è una clausola espressa volta a garantire che la base elettorale popolare non sia privata del diritto di eleggere direttamente l'intero organo consiliare di tali enti locali di area vasta, secondo il sistema elettorale provinciale in vigore al momento della ultima elezione popolare diretta, tenutasi prima della soppressione. L'articolo 5 tratta dei principi generali di gestione del personale locale, secondo proporzionalità rispetto alle funzioni amministrative da esercitare, in armonia con i principi generali del sistema proprio del comparto unico Friuli, Venezia Giulia e regioni enti locali, col tendenziale obiettivo del trasferimento di personale regionale agli enti di area vasta, con preferenza per coloro che hanno già prestato servizio nelle ex province soppresse. Siamo contrari a nuove assunzioni, che invece non vengono affatto escluse dall'assessore. L'articolo 6 riconosce ai due nuovi enti di area vasta una adeguata autonomia di entrata e di spesa, impegnando la Giunta regionale a trasferire loro annualmente almeno 1/10 di tutte le compartecipazioni erariali regionali tratte dai loro rispettivi territori nell'annualità precedente, oltre ad assicurare la copertura delle spese di loro prima istituzione e concreto avvio, sempre a carico del bilancio regionale. Un maggior ritorno fiscale porta migliori servizi. L'articolo 7 detta alcune disposizioni transitorie necessarie ad armonizzare la nuova istituzione e ad assicurare il concreto avvio dei nuovi enti locali intermedi di area vasta, oltre al loro subentro rispetto agli attuali enti da sopprimere. Vogliamo gradualità e non certo fretta. L'articolo 8 prevede clausole di salvaguardia per gli enti territoriali montani, per gli enti territoriali intercomunali, per i gruppi linguistici regionali. Alcuni enti sovracomunali sono salvaguardati. L'articolo 9 esplicita una necessaria clausola di chiusura per rinvio normativo a fini di ammissibilità della presente proposta legislativa regionale. Abbiamo fatto del nostro meglio. La nostra proposta si può firmare esclusivamente su cartaceo, ad esempio a sportello anagrafico presso gli uffici elettorali comunali dei municipi della regione autonoma. Risulta possibile il ritiro dei moduli cartacei con timbro originale del Consiglio regionale per data certa presso il recapito legale del primo dei promotori sito in Udine alla via Aquileia numero 22. È questo il momento di lavorare, non per ridurre il Friuli a uno spezzatino, ma per riunirlo. Dicevano ai tempi del terremoto 1976 in Friuli, un modon parom e o tornare in aplomb.
Se anche solamente una cinquantina di elettori regionali firmassero la nostra proposta in un centinaio di comuni della regione, saremmo a cavallo. Riteniamo rientri assolutamente nel fondamentale interesse alla normale fisiologia del sistema democratico che il popolo sappia quantomeno dell'esistenza della nostra proposta. Chiediamo a tutti la massima divulgazione possibile dei contenuti della nostra proposta. Restiamo a disposizione per fornire ogni chiarimento ritenuto necessario. Ringraziamo tutti, se non altro, per la partecipazione e per l'attenzione. Se tutti faranno la loro parte, riusciremo a completare questa impresa. Un tentativo va fatto. Dirò di più, mal che vada, andrà ripetuto a oltranza anche in futuro. Sono Luca Campanotto, il primo dei promotori di questa nuova proposta binaria. Grazie a tutti e soprattutto passaparola. Facciamo girare la voce per informare tutti gli interessati. Grazie ancora e passaparola, soprattutto passaparola dappertutto.